Buongiorno a tutti. Dopo l'introduzione di Stefano sul mindfucking, vedremo adesso un po' meglio la questione relativa all'ingegneria sociale, alla propaganda e alla manipolazione dell'informazione. Partiamo proprio dal padre della propaganda, Edward Bernays, che nel suo libro, tra l'altro più famoso, Propaganda, spiegava proprio, da addetto ai lavori, i principi cardine di come il governo, o meglio coloro che lavorano dietro le quinte, quali tecniche dovevano utilizzare per plasmare il consenso, per orientare il consenso, per fare in modo, come scriveva Bernays, proprio, ok, metti presentazione. Per fare proprio in modo di fare che cosa? Che le persone, allora come oggi, pensassero e pensino tutte allo stesso modo, si comportino tutti allo stesso modo, sviluppino anche delle abitudini che siano le stesse, illudendosi ovviamente di essere liberi. Il concetto della propaganda arriva proprio a questo. Riuscire, cioè come già anticipava Stefano, non utilizzare la violenza, al massimo la coercizione, come è accaduto in questi ultimi 3 anni, ma non la violenza fisica. Quindi non un sistema orwelliano alla 1984, ma più un sistema di manipolazione dolce, la dittatura dolce, che descriveva perfettamente Aldous Huxley in Ritorno al mondo nuovo, perché il potere ha capito che è più efficace penetrare qui dentro, penetrare nella mente delle persone, plasmare la coscienza, riuscire letteralmente a mettere le mani sulla mente delle persone. Nel momento in cui tu penetri nell'immaginario e riesci a plasmare la mente, le idee, le abitudini delle persone, tu puoi fare in modo che quelle persone facciano tutto quello che vuoi senza che se ne accorgano, illudendosi di essere liberi, perché a loro sfuggirà la percezione di essere sottoposte a manipolazione. Per farlo ovviamente ci sono tutta una serie di tecniche dell'ingegneria sociale che si sono sviluppate soprattutto negli ultimi 100 anni, che poi sono sempre quelle, perché nel momento in cui noi le studiamo, le apprendiamo e soprattutto impariamo a riconoscerle, possiamo poi anche imparare a difenderci, a immunizzarci, perché vengono poi anche utilizzate in maniera banale, pedestremente. Cambiano gli scenari, cambiano i protagonisti, ma le tecniche utilizzate sono sempre le stesse. Non a caso in questi ultimi 3 anni, prima c'era la pandemia, teoria dello shock, paura per disorientare le masse, dove il nemico era il virus. Poi, nel momento in cui è venuta a calare la potenza per continuare a portare avanti il discorso relativo alla pandemia, è arrivato il conflitto russo-ucraino. Guerra, nuovo nemico, i russi, tecniche esattamente le stesse, teoria dello shock, divide e timpera, effetto Sarajevo, conflitto orizzontale tra le persone, i buoni e i cattivi. Prima c'erano i Novax e i Sivax, poi ci sono i filo-ucraini e i filo-putiniani, liste di proscrizione, criminalizzazione del dissenso. Ci troviamo di fronte alle stesse identiche dinamiche, identiche, cambiano solo i protagonisti e vedremo che sono le stesse che avvengono da decenni. Alcune di queste teorie sono addirittura antiche di millenni. Il divide e timpera è vecchio di millenni. Se noi ci spostiamo in Oriente, ci sono i 36 stratagemmi cinesi, c'è l'arte della guerra di Sun Tzu, sono le stesse identiche tecniche. La teoria della gradualità, il principio della rana bollita di Chomsky o la finestra di Overton, le ritroviamo traslate, ovviamente con nomi e definizioni diverse, anche in altre culture, come per esempio quelle orientali, come in Cina. Ma le tecniche sono sempre state quelle e una volta utilizzate funzionano ed è per quello che si continuano a utilizzare, perché si sa che poi ottengono dei risultati perfetti, concreti, è per questo che si chiama ingegneria sociale. Quindi veniamo proprio a Edward Bernays.
Considerato il padre delle relazioni pubbliche, uno dei padri della propaganda, anche il padre degli attuali spin doctors, che scriveva nel suo libro Propaganda che la propaganda era fondamentale e fondamentale per dare forma al caos. Perché? Perché Bernays spiegava che la propaganda è necessaria non soltanto nei regimi. Quando noi sentiamo parlare di propaganda, ci illudiamo, pensiamo in maniera molto superficiale che la propaganda venga utilizzata in guerra, la propaganda bellica, oppure nei regimi. In realtà, e questo ce lo spiegava già Bernays quasi 100 anni fa, la propaganda è ancora più necessaria in democrazia, perché nella società democratica bisogna riuscire a orientare il consenso in maniera appunto dolce, non violento, di migliaia, milioni di persone. E quindi diventa ancora più fondamentale che sotto un regime dove magari c'è la possibilità da parte del potere di utilizzare l'esercito, di utilizzare la violenza, e quindi la propaganda è ancora più fondamentale in democrazia. E proprio come spiegava Bernays, esiste un potere, un governo invisibile che dirige il paese. Ovviamente lui faceva riferimento agli Stati Uniti, ma lo possiamo traslare in generale. Ci sono sempre degli addetti ai lavori che stanno dietro le quinte perché non devono essere riconosciuti. Il potere politico, il potere visibile, i grandi potentati devono essere riconosciuti, possono cadere, possono cambiare, ma chi detiene davvero il potere no, perché deve essere protetto, deve rimanere dietro le quinte, può anche investire su fazioni apparentemente diverse, opposte, ma deve rimanere dietro le quinte. Si tratta appunto, già lo spiegava Bernays, di ingegneria del consenso. Tra l'altro Bernays era il nipote di Freud, conosceva già allora, negli anni 20, tutte le ricerche dello zio sull'inconscio, ed è esattamente quello che fece, applicò determinate teorie che aveva studiato, aveva elaborato Freud sull'inconscio, le applicò per vendere le idee, per vendere dei prodotti, per manipolare la mente delle persone, dando vita proprio all'ingegneria del consenso. Riuscì quindi a ingegnerizzare la manipolazione in modo da ottenere proprio dei risultati concreti attraverso tutta una serie di protocolli che nel momento in cui venivano e vengono ancora oggi applicati hanno poi degli effetti, dei risultati che sono appunto specifici. Vediamo alcuni esempi anche emblematici allora negli anni 20 di Bernays, giusto per capire come nasce la propaganda, ma anche per capire come quel tipo di esempi e di lavori che faceva allora, che portava allora avanti Bernays, sono straordinariamente simili a quelli che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni e soprattutto a cui abbiamo assistito anche in questi ultimi 3 anni. Per aumentare i profitti del tabacco, dell'industria del tabacco, nel 1928 il presidente della American Tobacco Company, George Washington Hill, chiamò Bernays per chiedergli un aiuto, perché doveva appunto aumentare i profitti, non sapeva che cosa fare e voleva aumentare il suo mercato alle donne. All'epoca le donne non potevano fumare, era vietato che fumassero, in particolare era vietato che fumassero in pubblico. Bernays accettò questa sfida, questo compito, e per aprirsi al pubblico femminile, dopo tra l'altro aver consultato degli psichiatri, degli psicanalisti, decise di puntare sul movimento delle suffragette, perché capì che avrebbe potuto creare una suggestione e ancorare l'immagine della sigaretta a un simbolo, quello dell'emancipazione e dell'indipendenza femminile. In questo caso avrebbe venduto non un prodotto, una sigaretta, ma avrebbe venduto un'idea. Avrebbe anche creato un nuovo bisogno, cioè per la donna comprare e fumare la sigaretta, perché avrebbe fatto sentire le donne forti
libere, emancipate, dipendenti, uguali agli uomini. E quindi che cosa fece? Nel 29, durante la manifestazione delle Fiaccole della Libertà, durante la parata pasquale a New York, a Broadway, assunse all'interno c'era questa parata dove c'erano le suffragette. Ebbene, pagò delle donne, tra queste c'erano anche delle teatranti, perché queste fumassero in pubblico e fossero però ovviamente identificate come delle suffragette. E accettò proprio una di queste, la femminista Ruth Hale, si mise d'accordo con Bernays. Bernays tra l'altro aveva chiamato moltissimi reporter, cronisti e fotografi dell'epoca perché gli aveva spiegato che ci sarebbe stata una sorpresa. La sorpresa fu proprio questa. Il 31 marzo del 29, durante appunto la parata pasquale di Broadway, una donna, Bertha Hunt, camminando lungo la affollatissima Quinta Strada, si accese una sigaretta e iniziò a fumare, e con lei tutta un'altra serie di donne. I fotografi che erano lì non vedevano l'ora di poter immortalare la scena. Queste fotografie fecero il giro del mondo. Lo scandalo ha servito, ovviamente da quel momento in poi, oltre allo scandalo di vedere queste suffragette fumare, tantissime donne assorbirono, introiettarono quest'immagine della suffragetta, della femminista che lotta per rivendicare i propri diritti e che fuma. Ecco qua una delle fotografie dell'epoca più famose, dove vediamo proprio queste donne che stanno fumando. Cosa fece la Marlboro? Fece un qualcosa di simile, puntando invece sugli uomini. Se sulla donna si era lavorato sul creare questa associazione sigaretta, forza, indipendenza, emancipazione, la Marlboro decise di fare un qualcosa di simile sull'uomo, puntando sull'immagine del cowboy. E quindi l'uomo che fumava era come il cowboy, era un uomo forte, legato alla libertà, a un certo tipo di lotte, di battaglie, e da qua tutta una serie di campagne che appunto la Marlboro lanciò per di nuovo creare questa associazione di idee, che poi viene ripresa da tantissime anche altre case rivali. Per quanto riguardava le donne, non so se ci avete fatto caso, ma proprio da quegli anni in poi il cinema, non a caso Bernays lavorava moltissimo col cinema, lavorava moltissimo con gli attori. Quando doveva lanciare per esempio un prodotto di qualche suo cliente, faceva in modo che un attore o un'attrice si facesse vedere in pubblico e immortalare con quel determinato prodotto. Era una specie di pubblicità, sempre ante litteram, che però funzionava, e il cinema dalla parata pasquale di Broadway del 29 iniziò molto a lavorare sulla associazione donna femme fatale che fuma, e quindi nei film, soprattutto in scene particolari, la donna non soltanto ma sensuale, la donna fatale, ha sempre questa sigaretta con questa nebbia di fumo che l'avvolge, che apparentemente è molto sensuale, perché di nuovo si doveva continuare a portare avanti questo tipo di associazione. L'altra grande trovata di Bernays fu quella di creare la perfetta colazione americana. In questo caso non si rivolsero a Bernays dei produttori di tabacco, ma dei produttori di pancetta, che volevano estendere il proprio mercato. Bernays che cosa fece? Grazie a questo tipo di campagna, tra l'altro, come vedremo, creò la cosiddetta terza parte indipendente, che abbiamo ritrovato soprattutto in questi 3 anni. Però facciamo un passo indietro. In questo caso, come anticipavo, Bernays doveva riuscire a espandere il mercato della pancetta e decise di pagare dei medici compiacenti perché sottoscrivessero delle cartelle stampa in cui esaltavano le virtù nutrizionali e proteiche della pancetta colazione.
Quindi ci furono questi falsi studi, apparentemente medici, apparentemente scientifici, che questi medici compiacenti avevano sottoscritto e che poi l'ufficio di Bernays aveva fatto in modo da spedire ad altri medici, ad altri colleghi, in modo che poi venissero ripresi non soltanto dagli studi medici, ma poi anche dalla stampa, facendo passare l'idea che questi fossero degli studi indipendenti e in quanto indipendenti fossero degli studi non finanziati da coloro che voleva vendere quel determinato prodotto. Gli altri colleghi, pensando che questi studi fossero indipendenti, non andavano neanche a verificare effettivamente la veridicità di questi studi e quindi iniziarono a consigliare ai propri clienti di mangiare la pancetta a colazione. Facendo così, alla fine, ancora oggi, e anche qua di nuovo ci ritroviamo con il cinema che immortala ancora oggi a colazione la famiglia tipica americana che si mangia uova strapazzate e bacon, ancora adesso gli americani mangiano il bacon a colazione. Ma al di là dell'episodio in sé, come dicevo, Bernays capì che per rendere credibile un'idea o vendere un prodotto doveva esserci una terza parte indipendente che se ne rendesse garante, che fosse solo in apparenza indipendente, ossia che poi l'opinione pubblica la percepisse appunto come indipendente, che ne dà garanzia, appunto da garante. Aspettate che provo. Eccoci, perfetto. Quindi creò tutta una serie di enti e di organizzazioni apparentemente indipendenti che sfornavano degli studi presunto scientifici con i relativi comunicati stampa, uffici stampa, che poi finivano per mescolarsi e sovrapporsi a quelli realmente scientifici. In questo modo anche, per esempio, un Big Pharma può arrivare a venderti il tuo prodotto, il suo prodotto, perché tu pensi che lo studio che ti viene venduto come indipendente non sia stato finanziato da appunto una multinazionale del farmaco e quindi tu ti vai a fidare di quel determinato prodotto. In realtà poi scopri che anche sia per venderti un farmaco, un vaccino, dietro tutta questa campagna c'è esattamente lo stesso identico schema che ha portato a vendere che cosa? La pancetta agli americani, ossia si è creato una squadra tutt'altro che indipendente, tutt'altro che garante dei diritti e della salute delle persone, che però funziona perché dà l'idea di indipendenza e soprattutto di, diciamo, di aver lavorato al servizio della collettività. Infatti provate ad applicare la metodologia della terza parte indipendente su questioni di vaccini, informazioni autorevoli di autorevoli esponenti delle istituzioni europee e quant'altro e in qualche modo rivedrete la vostra idea su tantissimi punti. Per quanto riguarda sempre la propaganda e soprattutto la manipolazione dell'informazione, ci sono tantissime tecniche dell'ingegneria sociale che vengono anche utilizzate alle volte in maniera consapevole, altre volte in maniera inconsapevole dai giornalisti, dai media di massa. Perché inconsapevole a volte? Perché a volte gli stessi giornalisti sono vittime degli spin doctors, di coloro che si occupano non soltanto di curare le campagne elettorali, per esempio, dei politici, ma che una volta che determinati politici entrano nei palazzi, li seguono e continuano anche a, non soltanto a curarne l'immagine, ma anche a manipolare l'informazione. Tra queste sicuramente c'è lo pseudo decalogo Chomsky, ossia 10 regole, 10 tecniche che vengono impropriamente applicate a Chomsky e che, come vedremo adesso più o meno velocemente, ce ne sono alcune molto importanti, altre un po' meno, le ritroviamo tutti i giorni,
Se noi guardiamo un telegiornale alla luce di quello che vedremo adesso, impareremo a leggere le notizie in maniera passiva e molto più critica rispetto a quello che facciamo oggi. Strategia della distrazione. Creare problemi e poi offrire le soluzioni. Problema, reazione, soluzione. La strategia della gradualità, il principio della rana bollita o la finestra di Overton. La strategia del differire, spostare in avanti nel tempo una soluzione. Rivolgersi al pubblico come ai bambini, e qua inizia ad arrivare l'utilizzo del registro emotivo. Usare l'aspetto emotivo molto più della riflessione, questo è uno dei punti fondamentali e ci torneremo più avanti, è la cosiddetta tecnica dell'empatia, che viene utilizzata soprattutto in guerra, e vedremo proprio degli esempi concreti. Mantenere il pubblico nell'ignoranza e nella mediocrità, stimolare il pubblico ad essere compiacente con la mediocrità, far leva sul senso di colpa, ossia far credere alle persone di essere loro la causa di tutto ciò che accade, in modo da sviluppare in loro il senso di colpa e far sì che queste poi non se la prendano con il sistema e quindi non si organizzino neanche per protestare o cercare delle soluzioni, diciamo, alternative. Conoscere gli individui meglio di quanto loro conoscano se stessi. Questo è chiaro nel momento in cui il potere ha degli addetti ai lavori che lavorano sulla psiche, sulla mente, sulla riprogrammazione delle persone, della mente delle persone. Potete ben capire che questi potranno arrivare a conoscere i processi mentali di noi tutti meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. Strategia della distrazione. Si tratta di uno degli elementi principali del controllo sociale, consiste nel deviare l'attenzione del pubblico da dei problemi fondamentali e soprattutto da delle questioni che potrebbero essere spinose o pericolose per il potere o per il sistema. Tenere quindi costantemente distratte le persone, tenere costantemente distratto il pubblico, ma questa regola, questa tecnica funziona anche con i giornalisti, ossia i governi hanno capito che si possono alimentare i giornalisti con delle notizie preconfezionate, con dei falsi scoop, dei falsi scandali, con le indiscrezioni pilotate, con i gossip, in modo che da un lato i giornalisti sviluppino diciamo, un bisogno di avere queste notizie preconfezionate, perché così non devono neanche poi lavorare troppo, e dall'altro non abbiano il tempo per andare ad approfondire invece quelle notizie che invece potrebbero insomma turbare o creare problemi ai governi stessi. Proprio perché, come dicevo, i media, se vengono nutriti con notizie preconfezionate, con le indiscrezioni pilotate ad arte, difficilmente andranno poi a disturbare un'amministrazione. E questo fu il caso proprio dell'amministrazione Reagan, che negli Stati Uniti per prima capì, grazie a un apparato di spin, che poteva far dipendere, creare una dipendenza dei giornalisti dalle notizie che venivano dal proprio, diciamo, ufficio di pubbliche relazioni, e quindi ogni giorno i giornalisti andavano nella sala stampa a parlare con gli addetti stampa per avere delle notizie che magari erano assolutamente inutili, erano delle indiscrezioni, ma nulla di particolare, ma si creava quel meccanismo per cui l'amministrazione Reagan teneva buoni lì i giornalisti, e i giornalisti chiedevano sempre nuove notizie
preconfezionate. Di fatto la morte totale del giornalismo, perché il giornalista non muoveva più il culo, non andava più a scavare per cercare di portare a galla la verità, ma si limitava esattamente come ormai oggi a prendere la velina dell'agenzia di stampa, la velina del sistema, cambiare due parole e promuoverla, diffonderla all'opinione pubblica. Quindi il lavoro proprio opposto di quello che dovrebbe essere il giornalismo, per cui gli autoproclamatisi professionisti dell'informazione sono diventati semmai professionisti della disinformazione, cioè attori della propaganda anche a loro insaputa. Poi vi sono, sempre parlando di spin doctors, dato che esistono delle vere e proprie agenzie di spin doctors, si organizzano anche delle vere e proprie operazioni di distrazione di massa con dei diversivi in modo da poter spostare l'attenzione del pubblico e dei giornalisti da magari uno scandalo che potrebbe scoppiare o da comunque si creano degli scenari potenziali o si creano delle false anche notizie o si architettano proprio dei diversivi in modo da spostare l'attenzione, da deviare l'attenzione sia del pubblico che dei giornalisti stessi. Problema, reazione, soluzione. Questa è una delle tecniche più importanti del decalogo Chomsky. Creare il problema sapendo, conoscendo già a priori quale sarà la reazione del pubblico per poi proporre una soluzione che in realtà era già stata elaborata a tavolino prima, fingendo però che il mandante di quella soluzione sia stata l'opinione pubblica, mentre in realtà si era già architettato e studiato tutto prima appunto a tavolino. Quindi si crea un problema per causare una certa reazione da parte del pubblico con lo scopo che sia apparentemente questo il mandante delle misure da far accettare, ma che in realtà erano già state pianificate. Vediamo un esempio come quello delle vaccinazioni obbligatorie, ma non quelle di questi 3 anni, le altre che hanno fatto da apripista tutto quello a cui abbiamo assistito in questi 3 anni, ossia il decreto Lorenzin. Il decreto Lorenzin, per arrivare al decreto Lorenzin, noi abbiamo assistito a una vera e propria campagna di disinformazione, con un ministro che è riuscito più volte in televisione a spacciare delle fake news clamorose, le rivedremo adesso, senza che nessuno tra i giornalisti o i conduttori televisivi la smentisse in quella sede e nelle sedi successive, con dei comunicati stampa di nuovo assolutamente falsi e menzogneri, con una campagna di vero e proprio terrorismo mediatico, teoria dello shock, e con problema, reazione, soluzioni, ossia io terrorizzo l'opinione pubblica, in particolare le famiglie, facendo in modo che queste siano terrorizzate dal rischio, dall'epidemia, fantomatica epidemia del morbillo, e che siano loro quasi a richiedere dei vaccini obbligatori per il morbillo ma anche per altre malattie. Per farlo, come dicevo, il decreto Lorenzin è stato anticipato da una massiccia campagna mediatica con relative manipolazioni dell'informazione, strumentalizzazioni dei dati, diffusioni di fake news che dovevano appunto inculcare nell'opinione pubblica l'idea di una minaccia, in quel caso il morbillo. E quindi Lorenzin si è più volte espressa in TV parlando per esempio di 2 fantomatiche epidemie che c'erano state in Inghilterra, a Londra, nel 2013 e nel 2014, con, disse la Lorenzin in TV più di un'occasione, centinaia di morti tra i bambini. Ne parlò a Piazza Pulita e poi a Porta a Porta, e sempre a Piazza Pulita dichiarò anche che non esisteva una cura per la pertosse e che, adesso non mi ricordo più se erano i virus o i batteri, saltellavano, cioè se ne uscì con... E in tutte le occasioni nessuno dei conduttori, che anche soltanto sentendo dire che erano morti centinaia di bambini nel 2013-2014, non lo so, ebbe un sussulto o qualcosa, lo zero più totale. Queste erano
ovviamente delle fake news. Perché? Perché in tutta l'Inghilterra nel 2014 non vi fu alcun decesso collegato al morbillo, quindi tantomeno nessun decesso tra i bambini. I casi erano 130 casi totali in tutta l'Inghilterra. Nel 2013 ve ne fu uno su 1843 casi, ma non era un bambino. Eppure un ministro della sanità in televisione ebbe modo di dire, di ribadire questo concetto, terrorizzando le famiglie e l'opinione pubblica. Fake news che oggi sarebbero dovute essere censurate con damnatio memorie, squadroni di debunkers, inquisitori digitali, fact checkers, che tanto oggi non avrebbero continuato a fare assolutamente nulla, e che allora ovviamente nessuno disse nulla. In un'altra intervista nel giugno del 2017 Lorenzin dichiarò che in un paese confinante del Veneto non italiano, che poi si scoprì essere l'Austria, pochi giorni fa una circolare pubblicata sui suoi giornali con la quale invitava i bambini di quel paese e i loro genitori a non andare a Gardaland a causa del basso tasso di immunizzazione per il morbillo. Ossia, Lorenzin disse e diffuse la notizia che l'Austria avesse raccomandato ai genitori di non portare i propri bambini a Gardaland per i troppi casi di morbillo. Anche questa era una fake news, tant'è che intervenne il CEO di Gardaland e l'assessore alla sanità del Veneto, Luca Coletto, per smentire assolutamente la notizia. Ma Lorenzin continuò. Questo perché appunto si era all'interno di tutta una serie di tecniche che dovevano essere utilizzate per riprogrammare in quel caso la mente delle persone su una determinata tematica, quella della necessità di far passare un provvedimento che altrimenti sarebbe stato impopolare, che lo è comunque stato, ma non ha ricevuto, grazie a tutto questo bombardamento mass mediatico, quella reazione che avrebbe dovuto ricevere. Strategia della gradualità o principio della rana bollita di Chomsky. In estrema sintesi spiega che si può manipolare l'opinione pubblica e in qualche modo sdoganare alla fine qualunque tipo di idea. L'importante è che lo si faccia gradualmente, col contagocce, perché al tessuto sociale, alle persone, deve sfuggire la percezione di essere manipolata. Se invece questo processo viene fatto troppo velocemente, allora le persone si accorgono di essere sottoposte a manipolazione. Perché negli ultimi 3 anni sempre più persone hanno acquisito consapevolezza che c'era qualcosa che non andava? Perché c'è stata una vera e propria accelerazione di tutti questi processi, per cui tutte le tecniche dell'ingegneria sociale, almeno quelle auree, sono state, come già diceva prima Stefano, utilizzate, messe in campo. Anche quelle più radicali, come il diagramma di Biderman, il diagramma della coercizione, con tutta una serie di richieste, di imposizioni di provvedimenti anche contraddittori e assurdi. Tutto ciò però è avvenuto in maniera talmente veloce, con una tale accelerazione, che appunto sempre più persone hanno iniziato a capire di essere sottoposte a una forma di manipolazione. Va ancora oltre la finestra di Overton, che insegna che qualunque idea ha almeno una finestra di opportunità, seguendo 6 stadi, per poter, da idea assolutamente impensabile a un'idea tabù, diventare accettata e addirittura legale, legalizzata, essere accettata all'interno della società. Qua vabbè ci sono tutti i passaggi di Overton, cerchiamo di andare velocemente. Un'altra tecnica è la strategia del differire, che è un modo per far accettare una decisione impopolare, è quella di presentarla come dolorosa e necessaria. Qua ci rientrano
tutti quei provvedimenti, tutte quelle misure che sono state adottate soprattutto da un punto di vista lavorativo, che ha portato allo smantellamento di tutta una serie di diritti conseguiti nei decenni precedenti, che però sono sempre stati presentati innanzitutto come misure dolorose e efficaci per quanto impopolari, e soprattutto si è sempre cercato di spiegare che sarebbero state poi adottate tra 2 anni, tra 3 anni, eccetera, perché in qualche modo le persone, quando non gli dici che avviene questo cambiamento domani, pensano sempre, si illudono che ci sia la possibilità che in questo arco di tempo possa cambiare qualcosa e le cose possano appunto migliorare. Rivolgersi al pubblico come bambini. Qua iniziamo a entrare nel registro emotivo, ossia utilizzare delle intonazioni infantili o ricalcare un po' diciamo il tono anche delle pubblicità, rivolgersi alle persone come se fossero un po' appunto dei bambini o dei minorati, che apparentemente ti dovrebbe dare fastidio. Però a molte persone cosa succede? Succede che si abbassano le difese. Nel momento in cui qualcuno si rivolge a voi con un'intonazione infantile, con un certo tipo di cadenza, si tende a pensare che quella persona non sia pericolosa e quindi si abbassano le difese, e determinati messaggi possono bypassare le difese appunto inconsce e quindi penetrare più facilmente. Questa tecnica è anche in qualche modo declinata e utilizzata da quei politici che utilizzano anche dei modi di dire, delle barzellette. Noi abbiamo Berlusconi, per esempio, che non è che utilizza le barzellette così per modo suo, ma perché sa benissimo che è una tecnica per rompere il ghiaccio, per far sorridere l'altra persona, anche quello che magari è un suo acerrimo rivale, per creare in qualche modo empatia con l'interlocutore. Ed è una tecnica appunto molto utilizzata. Da noi in Italia sicuramente quello più bravo a farlo è appunto Berlusconi. All'estero un esempio è Barack Obama, che non utilizza le barzellette, ma utilizza degli aneddoti anche totalmente inventati, riscritti, della sua biografia o della biografia del padre o del nonno, ma utilizzando degli aneddoti così un po' coloriti, un po' romanzati, anche qua genera empatia con l'interlocutore. Sono due declinazioni diverse però della stessa tecnica. Un'altra tecnica che non fa parte dello pseudodecalogo Chomsky è la neolingua. Prima Stefano citava 1984 di Orwell. Uno dei punti cardine della distopia, del capolavoro distopico di Orwell, è proprio la creazione di una neolingua, di una lingua, ossia il distruggere tutti i termini che veicolano dei concetti che sono diventati psicoreato e che quindi sono diventati tabù, rendere rarefatte le parole in modo che le persone non abbiano più dei termini, delle parole per pensare e quindi anche per esprimere dei concetti che possono essere scomodi al potere. Riscrivere questi stessi concetti facendo in modo che assumano un significato diverso, rendendo difficile alle persone non soltanto esprimersi ma addirittura pensare, perché esattamente come in 1984 lo psicoreato è il più grande peccato che possa accadere, ossia pensare in maniera disallineata, divergente rispetto al sistema, rispetto alla narrazione, oggi potremmo dire, del pensiero unico. E allora lo scopo principale a cui tende la neolingua, come spiega Orwell nel 1984, è proprio quello di restringere al massimo la sfera dell'azione del pensiero e impedire proprio l'esposizione, la diffusione di esprimere e di pensare dei concetti proibiti. I concetti finiscono per non avere più delle parole adeguate per essere espressi e neppure pensati.
L'agnolingua funziona anche al contrario, lo vedremo tra un po' con la tecnica del framing. Nel momento in cui si creano delle etichette anche denigratorie, dei frame, delle cornici con cui incasellare i cosiddetti dissidenti, nel momento in cui tutti, anche coloro che rientrano all'interno di questa, diciamo, etichetta, di questo stigma, iniziano a usare queste parole, queste espressioni finiscono per portare avanti un certo tipo di pensiero a sostegno del sistema. Pensiamo alle etichette Novax, no mask, negazioniste e via discorrendo. Nel momento in cui anche noi, per semplicità, per abitudine, finiamo per utilizzare l'espressione Novax, e quindi quando si parla dei medici sospesi perché non vaccinati, noi siamo i primi poi a dire i sanitari Novax, finiamo per giocare alle stesse regole che ha riscritto e riprogrammato il sistema. E il sistema lo ha fatto perché facendo così, abituando tutti a giocare alle proprie regole, ti diventa praticamente impossibile vincere, perché tu in qualche modo finisci per accondiscendere alle sue regole, alle sue imposizioni e anche ai suoi tranelli, in questo caso lessicali. Per quanto riguarda l'agnolingua, c'è l'agnolingua del politicamente corretto, che sta riscrivendo e distruggendo tra l'altro vocaboli, termini, attraverso poi la sua declinazione nella cancel culture sta non soltanto cancellando ma riscrivendo tutta una serie di termini, sia anche nell'ambito informatico come nell'ambito cosmetico. Le creme o i dentifrici non possono più essere sbiancanti perché è un termine razzista. Così come tutta una serie di film o libri sono stati messi all'indice proprio perché politicamente scorretti. Vi è poi la lingua gender, che è il caso forse più raffinato di neolingua degli ultimi anni, che è riuscita a rendere dei tabù tutta una serie di concetti, addirittura mamma e papà sono diventati genitore 1 e genitore 2, così come si è finiti per coniare tutta una serie di termini queer, cisgender, non binario e tutto il resto, e a moltiplicare tutti questi termini e a creare una vera e propria foresta, una vera e propria giungla a livello di neolingua, così come le terribili conversioni dei termini al femminile, ma anche qua molti poi un po' per, diciamo, per senso di colpa, un po' per paura, finiscono per adottare tutte queste anche declinazioni al femminile, anche quelle più insensate, così come ad adottare i termini della neolingua in generale, facendo alla fine poi il gioco del potere. Pensiamo che in Svezia, che è uno insomma degli epicentri ormai da anni del politicamente corretto, dopo aver già messo all'indice mamma e papà che sono diventati genitore 1 e genitore 2, sono riusciti anche in qualche modo ad attaccare un'altra espressione che è donna incinta. Poi dalla Svezia siamo arrivati fino agli Stati Uniti. Ormai dire donna incinta è offensivo nei confronti degli uomini e anche del transgender. E quindi cos'è successo? Ebbene sì, è successo che la CNN, in un testo che parla di prevenzione ginecologica, ha deciso di rivolgersi agli individui con una cervice e quindi non di scrivere donne o donna, no? Che poi era già un opuscolo insomma ginecologico, per non offendere le persone transgender, ok? Cioè qua siamo arrivati a un punto in cui per non difendere un tizio che si identifica in un lavandino si riscrivono gli opuscoli perché sei praticamente vittima appunto di una minoranza, così come addirittura nei bagni neutri, adesso che vanno ormai i bagni neutri, ci sono anche gli assorbenti per i transessuali o per i maschi che si potrebbero identificare in una donna con il ciclo. Ok, va bene. Questi sono degli esempi radicali che però insomma rendono bene, diciamo,
la deriva vagamente parossistica e sottosopra che stiamo vivendo. Poi ci sono tutta una serie di termini politicamente corretti da neolingua di cui non ci rendiamo neanche conto, ma che se noi adesso li andiamo ad analizzare sono assurdi, non significano nulla. O meglio, hanno un significato ideologico. Maternità surrogata. Che è la maternità surrogata? Ma la maternità surrogata è l'utero in affitto. Perché la deve diventare la gestazione per altri o la maternità surrogata o qualcos'altro? La dolce morte, l'eutanasia è diventata la dolce morte. Vabbè. Forse la dolce morte è anche per chi ha fatto 5 vaccini, è morto lo stesso, però è morto dolcemente. In forma lieve. È morto in forma lieve e anche serena. Poi ci sono le missioni di pace dove arrivano e tanto ti bombardano, però è una missione di pace, cioè ti portano la pace ormai, quello della guerra di pace. Oppure ci sono le guerre umanitarie. Fantastico. Come recentemente, quando hanno bannato Trump da Twitter, si è parlato della censura costruttiva. Cioè, dopo la guerra preventiva abbiamo anche la censura costruttiva. Nelle ultime settimane ho letto anche della censura preventiva, ne ha parlato la Melissa Fleming, che è insomma una delle responsabili per le comunicazioni delle Nazioni Unite, per spiegare di aver prima arruolato 100.000 soldati digitali per setacciare il web e poi dopo che parlava del fatto che stessero cercando di reclutare degli influencer per plasmare l'opinione pubblica sul cambiamento climatico. Comunque, poi abbiamo le bombe intelligenti, che è una delle mie preferite. Prima ancora dei droni, di tutti questi armamentari, c'erano le bombe intelligenti. E io mi immaginavo proprio questa bomba con gli occhietti, il coso un po' da nerd, che andavano a bombardare in maniera intelligente, distinguendo tra i civili e i soldati, e ci sono le bombe intelligenti. Poi ovviamente se sono del nemico le bombe intelligenti sono armi di distruzione di massa, perché è chiaro, no? Chiaramente. Poi abbiamo le rivoluzioni colorate, così come la primavera araba, che ovviamente per essere anche qua vendute all'opinione pubblica come qualcosa di bellissimo non sono più delle proteste di piazza o delle rivoluzioni, ma diventano colorate, arancioni, unicorni oppure primavera araba. E quindi già qua, e gli stati in cui tra l'altro stanno sui coglioni agli Stati Uniti sono sempre gli stati canaglia. Bellissimo, canaglia. Come dicevo prima, poi c'è in contemporanea la parte poi del silenziamento, della censura, della messa in soffitta di tutta una serie di termini. Per esempio, donna sia mai, perché potrebbe essere offensivo nei confronti di quei uomini non binari o che magari domani vorrebbero identificarsi con il genere femminile, madre e padre, come dicevo nella cosmetica il termine bianco, ma anche nell'informatica, master, whitelist, blacklist, sono tutti termini che sono assolutamente razzisti. Veniamo alla tecnica dell'empatia. A livello di informazione questa è una e di propaganda delle più importanti in assoluto e vedremo concretamente degli esempi. Usare l'aspetto emotivo più della riflessione, perché sfruttare l'emozione, sfruttare l'empatia genera un cortocircuito a livello razionale e permette di far passare dei contenuti bypassando qualunque tipo di difesa dell'inconscio. Questa tecnica, tra l'altro, si avvale in particolare delle persone o delle creature fragili, bambini, animali, donne, anziani, e delle immagini o dei filmati, perché un'immagine, soprattutto se un'immagine come vedremo dove ci sono dei bambini o degli animali, colpisce la pancia, l'emotività delle persone molto di più di una descrizione, è immediata, esattamente come anche un video. Gli spin doctors
per esempio, questo è un esempio, partiamo da un esempio diciamo simpatico. Negli Stati Uniti gli spin doctors, per rendere simpatici i presidenti americani, hanno adottato la strategia del cane, dell'animale, ossia tutti, tranne uno, ma poi vedremo chi, i presidenti americani hanno un cane, almeno un cane, con tanto poi di fotografie di questi che si spapuzzano, che giocano con il cane e tutto il resto, perché vedere anche il più rompicoglioni o rincoglionito dei presidenti con il cane genera simpatia nell'elettorato, genera in qualche modo una forma di vicinanza al presidente e alla sua famiglia, e quindi un mezzo diventato ormai tradizionale negli Stati Uniti per generare proprio empatia è il cane, e quindi ci sono tutte queste immagini, queste riprese del presidente che corre col cane, che gioca, che lo coccola, che piacciono tantissimo poi soprattutto agli americani, con tutta una serie, poi tutti vogliono sapere che fine ha fatto il cane, come sta il cane, di qua e di là. E quindi vediamo tutta una serie di immagini. Qua ci sono i coniugi Bush col cane, qua c'è Clinton tra l'altro con Bush senior con il cane, e poi c'è Obama con il suo. C'erano tantissime fotografie, adesso le ho un po' tagliate. Biden con il pastore tedesco, anche lui non manca quando non rincorre il carretto dei gelati con il suo cane e il suo pastore tedesco. Chi è secondo voi? Chi è che non ha bisogno del cane? Perché dei cani non gliene frega un cazzo, lui proprio non gliene frega niente di generare empatia. Chi è? Che in 120 anni di storia ha detto io il cane non lo voglio quel sacco di pulci? E poi c'è la storia di Sox. Un minuto per la storia di Sox. Allora, questo io poi che sono una gattara, questo qua, bellissimo, era il gatto dei Clinton. Bellissimo perché se tu oltre al cane ti prendi anche il gatto, riesci a colpire tutti, no? Quelli a cui piacciono i cani e a cui piacciono i gatti, mica scemi Clinton. E avevano questo gatto stupendo. Tra l'altro poi vedi che gli spin gli facevano tutte le fotografie, no? Anche in sala stampa, e c'era i cittadini americani che erano anche i bambini impazziti per questo gatto, no? E i Clinton amavano talmente tanto questo gatto, soprattutto Hillary, no? Era proprio talmente tanto affezionata che quando è finito il mandato di Bill hanno abbandonato il gatto, hanno mollato lì. Ed è successo un casino. È successo un casino perché poi i giornalisti lo hanno scoperto, ci hanno fatto degli articoli, e infatti insomma diciamo che Hillary Clinton dalla sua immagine di stronza, quella che è, non è che ne sia poi mai uscita, soprattutto quando gli americani hanno saputo che avevano abbandonato il gatto, perché durante proprio il trasloco lei l'ha mollato lì, cioè erano talmente tanto legati a sto gatto che hanno deciso di abbandonarlo lì. Ci fu appunto uno scandalo e vabbè, e sappiamo poi che è andata. Velocemente, questa è una foto che ha vinto il Pulitzer. Voi che cosa vedete in questa immagine? Questa foto ha vinto perché rappresenta il dramma dell'immigrazione. Uomo sui binari con la polizia, vedete i manganelli, il casco, che difende la propria donna, che ha in braccio un neonato, urlando, difendendola dalle sevizie di questi bruti. Peccato che un video di Euronews abbia smontato questa foto perché ha ripreso l'intera sequenza mostrando che cosa era veramente accaduto. Questa foto di Laszlo Balog ha fatto vincere a Reuters e al New York Times il Pulitzer, raccontando apparentemente il dramma dell'immigrazione. È stata scattata in Ungheria, ritrae appunto questo immigrato che sembra proteggere la moglie e il figlio dalla violenza dei poliziotti che brandiscono i manganelli.
E la verità però è un'altra, ossia prima che il reporter scattasse la fotografia, l'uomo ha gettato la moglie con il bambino sui binari per scappare dai poliziotti, la moglie urlava perché stava cercando di salvare, di difendere il bambino dalla caduta, e i poliziotti stavano cercando di salvare la moglie, la donna e il bambino da questo qua che urlava e che la teneva stretta. Ma vedete come una fotografia decontestualizzata ti può far dire quello che vuoi e può far passare un messaggio potentissimo, completamente diverso però dal messaggio originale, ossia dalla verità. In questo caso una fotografia, ancora meglio di un video, può far passare un concetto e quindi un'idea e creare una suggestione potentissima. Questa fotografia, prima guerra del Golfo, cormorano agonizzante con le piume intrise di petrolio. Rappresentava cosa? Che quel pazzo di Saddam Hussein aveva aperto le pompe del petrolio causando un'ecatombe e un disastro ambientale. Questa foto fece il giro del mondo, scandalizzò l'opinione pubblica, e qua abbiamo proprio il concentrato della tecnica di empatia. Creatura innocente, non c'entra niente con la guerra, fragile, agonizzante, sappiamo che questo cormorano non è potuto salvarsi. Peccato che questa fotografia non era di quegli anni. In quella stagione, tra l'altro, ma se ne accorsero solo gli ornitologi, non c'erano i cormorani. Era una fotografia ben precedente, che era stata però presa dagli spin doctors perché le maggiori agenzie di spin doctors, che in quegli anni lavoravano al soldo del governo, per non soltanto generare il casus belli, ma per legittimare, giustificare agli occhi della popolazione americana la guerra, in questo caso la guerra in Iraq, crearono ad arte tutta una serie di fake news, di diversivi e di bufale, proprio perché dovevano fare propaganda bellica, dovevano vendere la legittimazione della guerra. L'altro caso emblematico, famosissimo, è quello delle incubatrici kuwaitiane. Qua abbiamo una ragazza che dovrebbe essere una infermiera di un ospedale occupato kuwaitiano. Il 10 ottobre del 90, in piena guerra del Golfo, in realtà questa non era una infermiera maggiorenne, ma era la figlia quindicenne dell'ambasciatore kuwaitiano alle Nazioni Unite, che si presentò in udienza alla Commissione Difesa della Camera dei Deputati spacciandosi per un'infermiera e raccontando che durante l'occupazione i soldati iracheni erano entrati nell'ospedale, avevano strappato via dalle incubatrici neonati, gettandoli per terra e lasciandoli morire. Il filmato con le dichiarazioni e la testimonianza di questa ragazza fecero il giro del mondo, e altro che il cormorano, giustamente indignarono e sconvolsero l'opinione pubblica, perché servivano a rafforzare l'idea che gli iracheni fossero tutti dei pazzi, degli schifosi, dei pervertiti che addirittura arrivavano a uccidere i bambini. Si scoprì soltanto dopo, lei ovviamente raccontò piangendo sotto questa deposizione sotto giuramento, si scoprì innanzitutto che non era un'infermiera, che aveva 15 anni, che era la figlia dell'ambasciatore kuwaitiano alle Nazioni Unite, e che il discorso che aveva recitato gliel'aveva scritto la vicepresidente di una delle massime aziende di spin doctors che lavorava per il governo. Quindi tutto falso, ma soprattutto tutto architettato per il governo americano, per legittimare di fronte agli occhi dell'opinione pubblica americana e globale l'ennesima guerra, facendo leva, la vicepresidente Riley Knowlton, facendo leva proprio sull'empatia, sullo sdegno, sul disgusto che normalmente le persone provano nel vedere la violenza sulle persone, sulle creature
più fragili. A proposito di Ilek Knowlton, prima vi citavo Melissa Fleming delle Nazioni Unite che ha più volte insomma raccontato come le Nazioni Unite hanno non soltanto reclutato 100.000 soldati digitali per setacciare il web, censurare, insomma riportare il web sulla narrazione pandemica, quella corretta, ma recentemente ha anche raccontato, come vi anticipavo, che le Nazioni Unite sta coinvolgendo, sta arruolando tutta una serie di influencer affinché questi si facciano portavoce della corretta narrazione sul cambiamento climatico. E prima, per quanto riguardava la storia delle incubatrici kuwaitiane, vi ho citato la Ilek Knowlton, che insieme alla Radar Finn e insomma altre aziende è quella più famosa di Spin Doctors che ha avuto più contratti con il governo americano. E nel maggio del 2020 la Ilek Knowlton ha siglato invece un contratto con l'OMS, in cui l'OMS, quindi siamo all'inizio comunque della pandemia, maggio 2020, l'OMS proprio in questo documento chiedeva alla Ilek Knowlton per $135.000 il modo in cui avrebbe potuto modificare la percezione collettiva sulla narrazione della pandemia, ossia come fare a modificare la narrazione in modo da far passare in maniera più efficace il messaggio che l'OMS voleva. Quindi la Ilek Knowlton ha studiato come fare e ha suggerito all'OMS di indirizzare, di anche in questo caso coinvolgere degli influencer e di indirizzare i propri messaggi a persone influenti della società, suddividendole poi tra l'altro tra diverse categorie, perché di nuovo è assolutamente chiaro, soprattutto negli ultimi anni, che far passare un messaggio ancor più che nei media, ma dalle parole di un artista, di un influencer, di un attore, di un cantante, riesce a raggiungere un numero maggiore di persone. Anche tutte quelle persone che magari, soprattutto i giovani, tendenzialmente non ti guarda i salotti televisivi, i talk show, ti segue il telegiornale, ma quel tipo di messaggio riesce a penetrare proprio a livello di propaganda a 360 gradi, perché va anche a far leva sull'intrattenimento e quindi sullo spettacolo. Qua vi voglio far vedere, a proposito di conflitto russo-ucraino, due esempi di tecnica dell'empatia molto recenti. Due prime pagine della Stampa, questa intitolata La resistenza di Kiev. Questa fotografia della bambina con le treccine, il lecca-lecca e il fucile Kalashnikov ha fatto il giro del mondo oltre che del web ed è stata utilizzata dalla Stampa in prima pagina. È ovvio che se io prendo la Stampa e leggo, vedo questa fotografia e leggo La resistenza di Kiev, la suggestione che io ho è che ci siano i bambini, in questo caso questa bambina, siano dei soldati bambini che il povero popolo ucraino invaso è costretto a mettere in prima linea, in seconda linea, in terza linea, ma a difendere i propri confini, i propri territori. Questa fotografia è stata, in realtà, lo ha poi spiegato l'autore della fotografia, ecco, non è che ci volesse il Nobel qua per immaginarlo, l'autore della fotografia era il padre e il padre della bambina, il fucile era scarico e la fotografia è stata scattata 3 giorni prima dell'invasione russo-ucraina, quindi non immortale in nessun modo la resistenza di Kiev, ma rappresenta in pieno la tecnica dell'empatia, far leva sui bambini in questo caso per diffondere, per promuovere un'idea, un'immagine, una suggestione potentissima. L'altra immagine totalmente decontestualizzata, altrettanto forte, anche se non c'è un bambino, c'è un uomo disperato che è qua tra le carcasse, i cadaveri di persone, di conoscenti, che si copre il volto con le mani
la carneficina, a fianco vi erano degli articoli, degli editoriali che facevano credere che questa immagine di morti si riferisse a un bombardamento russo e che quei cadaveri fossero ucraini. Era esattamente l'opposto. Ma decontestualizzare, e infatti poi insomma è successo abbastanza un putiferio con questa fotografia, ma mettere una fotografia in prima pagina, decontestualizzarla, esattamente come quella prima di Laszlo Balogo che abbiamo visto sul dramma dell'immigrazione, fa in modo che la mente delle persone, grazie anche al titolo e alle associazioni poi mentali che si possono fare, perciò per gli articoli a corredo della fotografia, fanno in modo che poi le persone riempiano di contenuto l'immagine stessa che è stata volutamente, che non è un falso in sé, ma è stata decontestualizzata ed è stata messa lì per fare in modo che ognuno la riempisse del proprio significato. Abbiamo pochi minuti, quindi vediamo velocemente. Vabbè, mantenere il pubblico nell'ignoranza, dire che non c'è neanche bisogno di spiegarla, così come stimolarlo a essere compiacente con la mediocrità. Rafforzare l'autoconsapevolezza, l'abbiamo visto prima, e anche conoscere gli individui meglio di quanto si conoscano essi stessi. Lo accennavo prima, teoria dello shock è quella teoria, quella tecnica che fa leva sulla paura per disorientare le persone, per creare uno shock emotivo e razionale, per fare in modo che le persone perdano i punti di riferimento. Più va avanti l'esercizio di questa tecnica, più le persone sono disorientate e finiranno, dato che hanno perso la bussola, ad accettare anche provvedimenti assolutamente impopolari che non avrebbero mai accettato in una situazione normale precedente, e arriveranno anche in qualche modo ad assoggettarsi o a, diciamo, ad abbracciare acriticamente tutto ciò che identificheranno con l'autorità, come può essere per esempio un governo. Questa tecnica, inutile dirlo, lo ha già spiegato Stefano, è stata utilizzata in maniera insomma preponderante negli ultimi 3 anni. Quello che spiegava il geostratega polacco Zbigniew Brzezinski è che la teoria dello shock fa in modo di o creare il nemico pubblico numero 1, oppure di indurre, di promuovere nella popolazione la percezione di una minaccia estrema e globale. Non importa se poi questa minaccia si presenta come è stata descritta o non si presenta affatto. L'importante è che la popolazione abbia la percezione di essere in pericolo e che esista una minaccia, e sulla base quindi di un'astrazione, ossia sulla base di questa percezione, i governi e chi per loro possono arrivare a fare qualunque cosa. Teoria dello shock, l'esempio più chiaro, senza arrivare adesso alla pandemia, prima di arrivare alla pandemia, di effetti della teoria dello shock 11 settembre. Patriot Act americano, capitalismo dei disastri e tutte le, diciamo, regole antiterrorismo che sono state adottate. Pandemia, obbligo vaccinale, Green Pass e via discorrendo. Quindi uno shock emotivo per poi legittimare delle azioni che altrimenti non sarebbero mai state accettate. Principio di autorità, negli ultimi 3 anni, insomma, abbiamo visto, come diceva Stefano, si è creato un nuovo culto, un culto religioso, superstizioso, fatto di dogmi, di feticci, la scienza con l'H, che si avvale di sue vestali, di suoi vescovi, di suoi cardinali, che sono le autorità. Perché sono coloro che apparentemente sono infallibili, non mentono mai, e che il pubblico finisce per abbracciare anche acriticamente, proprio perché il principio di autorità si impone facilmente sull'opinione pubblica anche quando coloro che vengono identificate come l'autorità magari ti parlano a titolo personale o ti cantano Jingle Bell nella versione vaccinale. Chiudiamo con la tecnica del frame, che ci sarebbe ancora tantissimo, ma devo lasciare spazio a Roberto. Ne parlavo prima.
Questa è stata utilizzata tantissimo dalla pandemia ad oggi e abituatevi perché verrà utilizzata sempre di più nel processo di criminalizzazione e patologizzazione del dissenso. Il framing. Si crea una cornice valoriale in cui inserire un'idea, una persona, qualunque cosa. La tecnica del framing può servire per rivalutare una persona, per creare un'immagine assolutamente positiva di una persona, per abbellirla, per migliorarla, per venderla all'opinione pubblica, oppure per distruggerla. Nel momento in cui ti si crea un frame negativo è difficilissimo riuscire a spostare questa cornice, a uscire dalla cornice o a distruggerla. A maggior ragione, come dicevo prima, se poi siamo noi stessi ad avvalorare un determinato tipo di linguaggio e ad avvalorare e a continuare a portare avanti questo tipo di cornici. E quindi tra le cornici insomma, negative più note c'è quella di complottista, terrapiattista, cospirazionista, che ormai va bene un po' per tutti, un po' come il prezzemolo, gli esaltatori dei sapori, no? Lo puoi dire a chiunque discordi leggermente dalla narrazione del pensiero unico. Si incasella, si etichetta in una determinata categoria chiunque dia fastidio e automaticamente diventa il pazzo, il paranoico, quello con la stagnola in testa che pensa cose assurde. Facendo così, utilizzando anche una delle fallacie più utilizzate, che è quella dell'argumentum ad hominem, si fa in modo di spostare, di deviare l'attenzione da quello che quella determinata persona dice, che magari è documentato, è interessantissimo, e potrebbe avere anche, diciamo, un'importanza per la collettività, ma devi l'attenzione dall'argomento di cui parla quella persona alla persona stessa. Tu denigri quella persona perché l'hai incasellata, incorniciata e fatta passare come un pazzo, come un paranoico, come uno squilibrato, e automaticamente fai in modo che le persone non ascoltino nemmeno i suoi argomenti, ma che semplicemente pensino subito che quello è un pazzo. Questa tecnica ovviamente è stata utilizzata e continuerà a essere utilizzata con Novax, No Mask, negazionisti del virus e adesso, recentemente, il nuovo frame negazionisti della scienza, dove all'interno di questa etichetta ci potranno essere messi un po' tutti coloro che semplicemente si occuperanno, si macchieranno di psicoreato e magari criticheranno qualche cosa, finiranno nella nuova etichetta negazionisti della scienza, insieme ai sempreverde, fascista, complottista e via discorrendo. Grazie.